A ringrazia de seguno in Anterce FM per stret e piazzet e ridro uno di a stagion in Anterce FM e per sta prima settimana e muschel tu rudione di uviu mobu e si mu odie nanta gumuna di l'isolaccio e ma parla subito di a storia di deburtadi cu Jean-François Vinciguar. France Bleu, RCFM. E qui siamo davanti a un monumento a memoria di deportati di l'isolaccio di 1 1808. Questa storia è l'accordo di complicata perché c'è a rimettere in un contesto dell'anno dopo Ponte Nuovo, dove la Francia aveva messo in piazza ciò che chiamiamo la pacificazione. La pacificazione abbiamo visto ciò che l'ha dato qui all'isolaccio. Donc, 1 1808. Come l'era detta, l'armata francese ha sbarcato qui in paese dell'isolaccio, ha confugato tutta la popolazione, sono trovati un per uno le Egina, dopo un appello nominativo sono usciti 2 bardugli, come sono dentro la mano a Vuna, sono stati dopo direzione corte. Un mese d'agosto un giudicamento che si è fatto per più di 160 persone in 48 ore in bare. Una parte è stata fucilata e l'altra parte è stata deportata a bordo di Donaie in direzione Brigio d'Embrun in l'Alpe occidentale. E da qui a mia parte sono morti, perché tu sapere che un mese di dicembre a metà erano già morti e che erano vissuti sempre come soprattutto un mese di giugno. Avendo perseguitato tra Gentile penitenziaria e all'epoca un mistero di giustizia, dicevano quelli che aveva da pagare i pani, quelli che aveva da pagare il mangiare, perché senti soprattutto senza un soldo, e a questo livello qui che non erano mica trattati come tutti gli altri. Scopo il assoggio che oggi di Sparta, di Sparta di va conoscere ciò che si è passato qui all'isolaccio nel 1808, di più in più sensibilizzare la gioventù a questi fatti e rammentarci noi collettivamente non dove noi veniamo e di quali non siamo di noi. E domani per l'ultimo giorno in Fiumobu saremo sempre nanta gumuna di l'isolaccio, faremo appena per parlare di Ioani di Pedrabola. A domani! France Bleu, RCFM.